Lunedì 24 novembre, Sante Flora e Marta di Cordova martiri. È il 328° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 38 al termine. Il sole sorge alle 7:21 e tramonta alle 16:33. La luna si leva alle 11:17 e tramonta alle 19:31. All'età di 77 anni al primo scrutinio, Leonardo Donà viene acclamato doge. Contrariamente ai suoi 3 predecessori, tutti uomini d'armi, era uomo di toga e aveva ricoperto tutte le più importanti cariche civili dello Stato veneziano. Con la sua elezione viene completato lo svuotamento di ogni effettivo potere della massima carica dello Stato. Le previsioni per domani. Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso o coperto, con qualche schiarità più probabile fino al mattino. Da metà giornata varie precipitazioni, a tratti anche localmente moderate. Limite delle nevicate indicativamente a 1000-1300 metri sulle prealpi e in gran parte a fondovalle sulle Dolomiti. Temperature minime su costa e zone limitrofe stazionarie o in leggero aumento, altrove in diminuzione, aumento delle temperature massime, specie sulle zone pianeggianti. Lunedì 24 novembre, Sante Flora e Marta di Cordova martiri. È il 328° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 38 al termine. Il sole sorge alle 7:21 e tramonta alle 16:33. La luna si leva alle 11:17 e tramonta alle 19:31. All'età di 77 anni al primo scrutinio, Leonardo Donà viene acclamato doge. Contrariamente ai suoi 3 predecessori, tutti uomini d'armi, era uomo di toga e aveva ricoperto tutte le più importanti cariche civili dello Stato veneziano. Con la sua elezione viene completato lo svuotamento di ogni effettivo potere della massima carica dello Stato. Le previsioni per domani. Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso o coperto, con qualche schiarità più probabile fino al mattino. Da metà giornata varie precipitazioni, a tratti anche localmente moderate. Limite delle nevicate indicativamente a 1000-1300 metri sulle prealpi e in gran parte a fondovalle sulle Dolomiti. Temperature minime su costa e zone limitrofe stazionarie o in leggero aumento, altrove in diminuzione, aumento delle temperature massime, specie sulle zone pianeggianti.